Telespettatori di Telefriuli, benvenuti qui al Punto, benvenuto al sindaco di Sauris, Hermes Petris. Molto piacere, grazie dell'invito. Bene, sono contento che sei arrivato e quindi affrontiamo subito l'argomento principale, il piano nazionale di PNRR, piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi anche Sauris ha i suoi progetti, no, mi pare? Anche Sauris ha i suoi progetti, anzi noi diciamo che abbiamo partecipato al bando più importante, il bando Borghi, ma non quello piccolo, quello della linea B, ma quello grosso, dove ogni regione può selezionare un borgo per 20 milioni di euro. Quindi, insomma... Noi ci siamo permessi, siccome abbiamo le caratteristiche, supponiamo, per i piccoli borghi, di partecipare. Peccato che l'amministrazione regionale ha già scelto Gorizia. In virtù del fatto che c'era... Ha scelto Borgo Castello col fatto che c'è Capitale della Cultura 2025, eccetera. Però noi siamo un po' contrari, nel senso che se la Capitale della Cultura penso che debba avere dei fondi propri e non intervenire su quelli che sono i finanziamenti dei piccoli borghi, come previsto dalle linee di indirizzo del Ministero. Quindi c'è un po' di polemica. Sì, ma comunque siete in confronto con la Regione in sostanza. Sì, siamo in confronto e vediamo come va, insomma. Anche perché, diciamo così, la perla della nostra montagna, mi permetto di dire, dovrebbe essere trattata un po' ogni tanto che qualcuno si ricordi anche di noi, perché abbiamo delle caratteristiche... Non solo per fare le gite in montagna, per farsi vedere belli, particolari, storiche, eccetera, che vanno secondo me... E quindi questo progetto non è ancora stato scartato, ma comunque... No, adesso il 15, la Regione, il 15 deve portare al Ministero la selezione che propone, quindi decideranno. C'è qualcuno che magari al Ministero possa seguire da vicino, perché questo è... Ma a noi ci segue l'UNCEM, dei Comuni Montani, ci supporta, e poi io spero che la dottoressa Ricci, che è del coordinamento del comitato di valutazione, si mette un po' la mano sul cuore, non solo. Prenda in considerazione queste nostre proposte. In bocca al lupo, insomma. E poi ci sono altre opere che state... Ma diciamo abbiamo tantissimi cantieri in piedi, però purtroppo sono cantieri dovuti al Vaia ancora, no? Si sta concretizzando, si stanno definendo, ultimando i progetti del Vaia, che comunque daranno una bella risposta al nostro territorio come consolidamento del territorio, delle frane, delle strade, della viabilità forestale, eccetera. No? Quindi abbiamo avuto un grosso aiuto da parte della Protezione Civile in questo senso, a cui siamo grati e pensiamo di portare entro un paio d'anni a termine tutti questi lavori. Ecco, senti, l'economia della zona, al di là che è sempre un punto di riferimento per il turismo, non solo stanziale, ma anche, mi pare, anche europeo, perché sento i vostri Ma abbiamo appena imprenditori. 5 minuti fa un invito a una mostra del turismo di Lugano, per cui ci selezionano come punto particolare, uno dei punti particolari del nord Italia. Abbiamo un turismo che purtroppo la parte tedesca e austriaca è un po' venuta a mancare a causa del Covid in questi ultimi 2 anni, però sempre abbiamo recuperato col turismo locale, cioè il Covid che ha determinato questo disastro a livello, soprattutto sulle città d'arte, poi ha consentito a tanta gente di riscoprire territori appartati dove magari c'era una certa tranquillità, quindi andavano a cercare questi posti. Perché poi avete anche un habitat particolare tra Sauris di sopra e Sauris di sotto, che hanno tutto un suo fascino, insomma. Sì, poi c'è anche il lago. Sì, molto bello, molto... E sul lago abbiamo, da 2 anni abbiamo questa bellissima zip line, questa corda. Che va, insomma, no? Che funziona molto bene, quindi c'è l'ultima tratta, 1,2 chilometri di lancio che sorvola il lago, molto apprezzata dai turisti e vengono da tutta Italia, ecco, insomma. Insomma, un punto di riferimento di attrazione importante, ecco, in sostanza. Sì, quella della zip line sta portando su un turismo giovanile molto interessante. No? Insomma, questo va bene, perché prima o dopo poi arrivano con le famiglie, tornano, quindi insomma scoprono questa nostra perla delle montagne. Ecco, come siamo con il bilancio, Sindaco? Tasse, tributi, perché tutti mi chiedono, chiedi le tasse. Ma con le tasse sì,
tassazione della popolazione è abbastanza normale, non abbiamo toccato ancora i punti, alzato le soglie, però è chiaro che ci aspettiamo adesso delle problematiche importanti per quanto riguarda l'energia. L'energia No? sarà, Cioè, le bollette questo è un andranno. problema di tutta la montagna. No? Tanti anni fa c'era una politica regionale, o meglio della comunità montana, che sopperiva, dava degli incentivi per le spese energetiche. Lassù il gas costa il doppio che in città, per un tipo di gas diverso, e su questo non si viene incontro. Se si vuole tenere la gente in montagna bisogna anche aiutarla a sopperire queste spese. Già la fase ordinaria, diciamo così, Sì, no? Non sì. era proprio Sì. il massimo. Immaginiamoci adesso in una fase adesso, straordinaria, vediamo. molto importante, insomma, no? Per cui, ecco, come personale, il segretario comunale l'avete fisso a cavalco? Come Finalmente abbiamo un segretario comunale che si occupa di 3 comuni, molto, molto bravo. Bene, quindi insomma in Quindi parte avete... abbiamo risolto un bel problema, rimane la problematica, come tanti uffici, come tanti comuni, della parte della ragioneria. Ecco, lì siamo carenti, abbiamo cambiato 4 ragionieri in 5 anni. Ma pensate di fare, non so, una convenzione particolare con qualche... Ci stiamo facendo aiutare da altri comuni al momento, e poi c'è un supporto anche di Compa della Regione per l'assistenza in questo settore. No? Ecco, gli eventi di quest'anno quali saranno? Gli eventi, a parte che venire a Sauris è sempre un evento, insomma, No, abbiamo particolare. ecco, diciamo, avevamo il carnevale che non è stato, non c'è stata la solita, no? Causa Covid, eccetera. Abbiamo fatto la lanternata comunque nei boschi ed è stata apprezzata tantissimo. Anzi, pensiamo proprio che il prossimo anno il carnevale nostro verrà un po' diverso e si lascerà più spazio a queste passeggiate nel bosco. Questa idea potrebbe essere un'idea, insomma, vincente. Ecco. Sì, ma è già anni che la portiamo avanti, ma adesso la stiamo perfezionando. Ecco, poi durante l'estate mi pare che avete... Durante l'estate festa del prosciutto, le solite manifestazioni, ma diciamo durante l'estate abbiamo il top, giugno e luglio, luglio e agosto abbiamo il top di presenza. poi avete anche l'attrattiva dell'artigianato, insomma, no? Ma come artigianato abbiamo parecchio, sia sulla tessitura che sull'intaglio del legno, e anche costruzione di case in legno tipiche col sistema del block bound, no? Riprendiamo la nostra tipicità, ma siamo fortissimi secondo me soprattutto sulla gastronomia, no? Perché abbiamo delle realtà, oltre al prosciutto e alla birra, abbiamo delle realtà di nicchia che sono incredibili, dai formaggi di capra, ai piccoli frutti, alle erbe officinali, all'affinatore di formaggi, no? Cioè, noi abbiamo un compressorium al Ghivo molto ampio, e c'è una ditta che si occupa proprio di affinare, è un'arte anche questa, affinare i prodotti di malga, no? E quindi poi venderli. Sì, insomma, chi vuole trovare dei prodotti particolari super tipici... Abbiamo la trota affumicata anche. Sì, beh, insomma, io ricordo che una volta arrivando a Monaco di Baviera ho visto proprio sul pannello la pubblicità per Sauris, la birra, il prosciutto, quindi insomma mi pare che il turismo a Sauris non mancherà. Siamo piccoli ma interessanti. Interessanti. Ecco, i rapporti con i comuni vicini come sono? Ma sono ottimi, in particolare adesso con Sappada stiamo studiando un beach plan, un progetto molto interessante che la Regione ci sta appoggiando, 90 km di bike d'alta quota. No? Una cosa importantissima. Sì, che prevede un anello di 90 km tra Sappada, Forniavoltri, Pratocarnico e Sauris. E questo è addirittura la Regione che ci incoraggia in questo progetto. Ecco, qui potrebbe anche venire incontro anche per altre strutture, no? Perché dovrete avere anche un supporto straordinario, penso, no? Auspico che la Regione butti un occhio non solo ai centri più importanti come Sappada, Forni di Sopra, ma rivolga anche un occhio a questa nostra particolarità, no? che secondo me va valorizzata. Anche perché Sauris è un vero e proprio biglietto da visita, non solo
nazionale ma internazionale. A questo punto Sì, bisogna sì, insomma anche battere la gran cassa, no? Esatto. Sindaco? Aggiungo solo sempre sulla sì, collaborazione con gli altri comuni, sempre non bicipla, ma abbiamo avuto con l'assessore Mazzolini una modifica alla legge 15, quella sulle strade forestali, per cui saranno definiti a breve i percorsi per le motoslitte. E anche lì abbiamo una collaborazione con Sappada e con Prato Carnico per arrivare a Caserarazzo con le motoslitte. Quindi un Abbiamo percorso già interessantissimo. delle 2 ditte che si occupano di questo servizio ed è bellissimo. Bene, allora il rapporto con i comuni, con Termini va bene anche, c'è questo confronto con la regione, insomma, che io spero che vada a buon fine, che in qualche modo si capisca, no? Esatto. Che Sauris ha bisogno anche di questo. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda il volontariato, lì come è molto Ma noi siamo ancora pregnante, uno no? nei posti piccoli, il volontariato è essenziale, siamo in pochi e quindi il volontario ogni tanto cambia cappello, una volta è alpino, una volta è protezione civile e una volta è donatore di sangue. Siamo in pochi ma abbiamo la fortuna di avere ancora anche tra i giovani una grossa forza. Ma c'è uno zoccolo duro, insomma, che non Sì, molla. questo non molliamo. Ecco, un auspicio per l'anno in corso, qual è? Un auspicio oltre, come abbiamo detto, tutte le opere, il turismo, eccetera, ma al di là di questo, qualcosa che ti sta a cuore, Sindaco? Ma l'auspicio per l'anno in corso adesso non si può... Siamo in un momento particolare, non insomma, guardare gli eventi del momento, per cui noi come amministrazione adesso dopo questa trasmissione comunicherò al prefetto anche la disponibilità di qualche appartamento dell'albergo diffuso per l'accoglienza di famiglie ucraine. Dopodiché l'auspicio è usciamo da questo Covid, speriamo, e io spero che chi ha riconosciuto i territori friulani come turismo, no, causa Covid, e li ha riscoperti, torni in queste nostre montagne, non solo a Sauris, ma in tutti i bellissimi posti che abbiamo. Bene, grazie Sindaco per queste bellissime parole che mi uniscono naturalmente all'auspicio del Sindaco di Sauris. Tanti auguri a Sauris, a tutto il Comune e all'amministrazione del Sindaco Hermes Petris, che ringrazio ancora. E faremo la ricerca sull'albero genealogico dei Petris. Va bene? Questo è un impegno. Bene, allora grazie al Sindaco, grazie a voi per il grande affetto che ci dimostrate. Naturalmente non mancherò di invitare anche altri sindaci che mi sono stati segnalati e naturalmente alla prossima.